questo recinto sacro che accoglie il Muzzuni, e vengono anche messi in mostra un po' tutti gli oggetti della vita contadina, perché alla fine appunto la festa del Muzzuni è una sorta di rito propiziatorio che gli antichi contadini facevano per ringraziare la propiziazione proprio della terra, quindi la raccolta del grano, il nuovo ciclo agrario. E anche la parola stessa Muzzuni è un'etimologia che deriva proprio dal fatto che queste spighe di grano che venivano falciate venivano messe insieme in grandi mazzi, quindi mazzuna di spighe. Poi ovviamente con l'avvento del cristianesimo, il culto che anticamente si celebrava il 21 giugno per il solstizio d'estate, venne accorpato con il rito di San Giovanni Battista, al quale ovviamente, come ben sappiamo, venne mozzata la testa, e quindi anche l'etimologia del termine Muzzuni è collegata a queste simbologie. L'iconografia di San Giovanni Battista dalla testa mozzata e la cultura contadina che in questo periodo tende a falciare, quindi la mietitura del grano, la mozzatura delle spighe di grano. E come vedete ci sono le pizzare, questi tappeti tipici che vengono tessuti con l'antico telaio. Possiamo dire tranquillamente che era l'antica arte del riciclo, perché venivano ricavati con gli abiti che non erano più utilizzabili, venivano tessuti, e tuttora si continua a portare avanti quest'arte artigianale, vengono tessuti con l'antico telaio e si ricavano questi tappeti molto, molto colorati, molto pittoreschi. La pizzara tipica alcarese è questa qua a righe principalmente, e poi nel corso dei secoli è stata arricchita di ulteriori varianti, come quella lì con i rombi o chiamate in dialetto chimennuli, e poi altre varie commistioni di forme, di simbologie e soprattutto tanti colori. E lì vediamo anche i fusi, nella parte bassa c'è questa piccola esposizione, i fusi che servivano anticamente proprio per filare la seta, la lana e il lino, e anche qui il nome proprio di Alcara Li Fusi. Alcara deriva dalla rinominazione araba, perché il paese, il borgo già esisteva, quindi con la conquista degli arabi in Sicilia a cavallo tra l'824 e l'827 d.C., quando gli arabi conquistarono la Sicilia e giunsero in questo entroterra dei Nebrodi, dove oggi sorge appunto Alcara, nominarono con la loro lingua il borgo, quindi Alcara significherebbe proprio il borgo, il centro abitato. Lifusi venne aggiunto con un editto borbonico nel 1812 proprio perché esisteva la produzione artigianale e l'esportazione di questi fusi che servivano appunto per la filatura della seta, della lana e del lino. Ecco, girando per le vie del paese vediamo che ci sono preparati tanti altarini, ognuno ha un numero. Quanti sono in totale gli altarini che si preparano? Allora, quest'anno, se non sbaglio, credo verranno allestiti esattamente 14 altarini del Muzzuni, perché non c'è un numero stabile o standard, ogni anno variano da 12, 18, 15, dipende. Che corrispondono a dei quartieri sostanzialmente. Sì, ogni quartiere realizza il proprio Muzzuni. Ma ci sono delle indicazioni base, ognuno mette un po' della propria creatività, la propria fantasia? No, diciamo che non è una festa che va sulla creatività, se così si può dire, perché rispetta comunque la tradizione, però qualche variante c'è, perché appunto alcuni tendono ad esporre giustamente gli oggetti legati proprio alla civiltà contadina, e invece ci sono anche quelli più semplici, più tradizionali, dove si trova semplicemente la pizzara con il tavolinetto dove poi viene posto il Muzzuni. Ecco, è una brocca senza testa sostanzialmente, è ricoperta da una stoffa con degli ori, con dei gioielli. Questi gioielli appartengono ai cittadini, al quartiere, no? Quindi ognuno mette a disposizione. C'era fino a, credo, questa cosa è durata un po' di più, credo fino agli anni 70, agli anni 80, c'era la vera e propria, si faceva la vera e propria questua dell'oro nei vari quartieri, che nella memoria contadina tra l'altro rappresentava quest'oro
la dote nuziale della giovane che da lì a poco sarebbe andata in sposa. Però nella memoria pre-cristiana, di cui appunto è simbolicamente legata la festa, quest'oro rappresenta la ricchezza, l'abbondanza, che è proprio il senso di questo rituale che gli antichi greci facevano proprio come rito propiziatorio per ringraziare le divinità della terra. Il Muzzuni si lega strettamente con la festa di San Giovanni, l'abbiamo detto prima, e c'è il rito anche del comparatico. Sì, esattamente, c'è questa commistione di rituali, come dicevo prima, proprio perché la festa originaria veniva celebrata il 21 giugno per il solstizio d'estate, poi con l'avvento del cristianesimo fortunatamente, diciamo tra virgolette, si è mantenuta, quindi questa commistione fra il rito pre-cristiano e il nuovo rito di San Giovanni Battista, quindi il culto del Battista legato al rito cristiano, ha fatto sì che le due realtà potessero vivere in sinergia, e c'è anche quest'usanza che davanti al Muzzuni, il simbolo sacro per eccellenza durante questa notte magica, si intrecciano anche queste comparanze. Avviene proprio il rito del comparatico, perché chi si vuole unire, diciamo, in questa comparanza, in questo legame ancora più forte, invita l'altro, l'amico o l'amica, perché vale per entrambi. Io ti invito con tanto amore ranne, ne volemo fare compare a San Giovanni, con tanto piacere, si intrecciano i mignolini, i ritello faciti in amare che ne ficimo compare, in so che avemo ne spartemo e giammai ne sciarriamo, compare semo e compare restiamo, quando è nella morte ne spartemo. Si intrecciano i mignolini e anticamente si scambiavano come segno di questa comparanza una spiga e un garofanino, il garofanino di rocca, che viene messo anche sulla brocca del Muzzuni. Adesso invece è usanza scambiarsi a confetta, che ha anche una forma di fiore, viene spesso realizzata con questa forma di fiore. Questa è ritenuta una tra le feste più antiche d'Italia. Avete qualche gemellaggio avete conoscenza di feste simili in giro per l'Italia o comunque? Allora, feste simili, io qua forse sono la persona più sbagliata che può parlarne. Feste simili con le quali magari si possa creare o si sia pensato di creare un eventuale gemellaggio, al momento non mi risulta, non credo. Però sicuramente erano rituali presenti in tutta la Sicilia, soprattutto nell'Italia meridionale sicuramente, perché appunto, ripeto, sono rituali di matrice greca, prettamente greca, della Magna Grecia. La Sicilia era la Magna Grecia, quindi hanno ereditato questi culti del periodo, sicuramente siamo nel periodo ellenistico. Però sicuramente questo rituale al momento risulta essere, appunto come viene menzionato dagli studiosi, la festa popolare più antica d'Italia, proprio perché si è salvata grazie a questa commistione, come dicevo prima, con il rito di San Giovanni Battista, mentre in tantissimi altri posti si è completamente persa qualsiasi traccia. Esistevano, ci sono testimonianze per esempio che so ad Aidone in provincia di Enna, ma di cui oggi non esiste più nessuna traccia. Anche la vicina San Marco d'Alunzio aveva un rituale simile del comparatico, di cui oggi credo non rimangano più delle vere e proprie tracce concrete. Quindi sono dei riti che in buona parte sono andati a scemare, ma per fortuna Alcare è riuscita a mantenerla ancora viva, e tutt'oggi con fatica purtroppo si continua a cercare di salvare il più possibile le nostre tradizioni. Come tutte le feste di natura popolare, spesso si legano con dei cibi che li caratterizzano. C'è un cibo che identifica questa festa? Beh, questa festa è caratterizzata prettamente dall'ospitalità che viene data ai forestieri che vengono a trovarci per questa festa, ed è tipico far trovare un pezzettino di pane, un pezzettino di formaggio, qualche cuccitto d'alive, come si suol dire, e ovviamente un buon bicchiere di vino. E poi qualcuno giustamente può integrare con qualcosa a piacimento suo, con qualcosina in più. C'è chi mette anche della salsiccia prettamente secca per questo periodo ovviamente, però i piatti tipici, diciamo, l'usanza tipica di questa serata è proprio il pane, il formaggio e il vino.